Bocciata l'esame di maturità affrontato dopo i mesi del lockdown, chiusa in casa senza poter frequentare le lezioni assieme ai compagni. Tutto questo aveva provocato un forte stress nella studentessa padovana che, tornata davanti ai professori, non è riuscita a superare la prova di maturità. Ora la ragazza ha ottenuto dal Consiglio di Stato l'annullamento della bocciatura. Secondo i giudici, l'istituto non ha tenuto conto dello stress causato dalla pandemia. La diciannovenne, secondo quanto riporta il quotidiano Il Corriere del Veneto, potrà dunque ripetere l'esame con una commissione esterna. Il periodo vissuto la scorsa primavera aveva causato alla studentessa un forte stato depressivo, una condizione che, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto suggerire all'istituto di seguire un protocollo specifico per gli alunni in difficoltà psicologica. La ragazza infatti non è mai uscita di casa se non il giorno della maturità e sembra sia arrivata perfino a pensare ad un gesto estremo bloccato in tempo dai genitori. Inizialmente il TAR aveva respinto il ricorso della giovane, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio.